Confermo la Trevu Sigma, la nostra azienda qui. Conferma che producete prodotti cosmetici? Sì, prodotti per la cosmetica, c'è stato uno scoppio e adesso è da verificare cosa è scoppiato e come hanno circoscritto. Si parla di uno che è stato avvolto dalle fiamme e da capire se è un ferito e come sono le sue condizioni. È la testimonianza in presa diretta subito dopo lo scoppio e lo spettrale rogo che ha comportato l'immediata messa in sicurezza anche di tutta l'area attorno al complesso industriale. La zona tutta intorno a noi, siamo lungo la Romea, è stata proprio chiusa al traffico. Noi siamo arrivati qui immediatamente appena accaduto il fatto e nessuno può più transitare. Tranne noi della stampa, a cui è stato permesso di restare per documentare e raccontare il fatto. La dinamica, ora al vaglio dei vigili del fuoco, subito sul posto con l'elicottero, 90 i pompieri giunti da ogni parte della regione, un totale di 30 automezzi con squadre accorse da Mestre, Mira, San Donà e pure da Treviso, con Poseidon, il mezzo aeroportuale antincendio che lancia acqua e schiuma a grandi distanze. Abbiamo subito constatato insomma, che la situazione era abbastanza grave perché l'intera linea, anzi le due linee produttive che sono su un'area di circa 12.000 metri quadri erano completamente avvolte nell'incendio. Quindi l'obiettivo principale è stato quello di fare in modo che l'incendio non si propagasse alla zona di deposito dove ci sono le sostanze tossiche e quindi abbiamo anche provveduto con muletti dell'azienda a far allontanare queste sostanze. Operazioni di messa in sicurezza dello stabile dei vigili del fuoco che a detta degli stessi si protrarranno ancora per almeno un paio di giorni. Ora non resta da capire dai rilievi dei tecnici la natura dei solventi andati bruciati nel rogo. Per i lavoratori un disastro annunciato. Una cosa che comunque anche noi lavoratori abbiamo sempre denunciato, questa cosa qua.